Ci troviamo all'interno dell'asilo GB Rocca di San Salvatore, una struttura molto, molto bella, molto spaziosa, che offre quali tipi di servizi? Allora, intanto la nostra è una scuola paritaria, sorta nel 1951 per volontà del fondatore Giovanni Battista Rocca. La scuola è gestita da una cooperativa sociale, Don Marcello Botto, di quale sono tutti soci il personale, docenti, non docenti. A capo della presidenza c'è Giuseppe De Franco e i servizi sono molteplici. Naturalmente quest'anno la nostra scuola conta 95 bambini iscritti, di cui 3 sezioni dell'infanzia, con bambini che partono dai 3 ai 6 anni, e poi un'ampia sezione primavera con bambini dai 24 ai 36 mesi. E offrono degli orari vantaggiosi. La nostra scuola è aperta dal lunedì al venerdì e con orario dalle 8:30 alle 16, e poi c'è la possibilità di fare un anticipo, al mattino si apre già dalle 7:30 alle 8:30, oppure un posticipo dalle 16 alle 17. Quanti siete come insegnanti a coordinare tutte queste attività? Allora, come dicevo prima, le sezioni dell'infanzia, che sono 3, siamo 3 docenti, mentre nella sezione primavera abbiamo altre 3 docenti con i bambini più piccolini. In tutto siamo 6. Come è scandita la giornata tipo di una sezione del vostro asilo? Allora, principalmente i nostri bambini lo dedicano al gioco. Per noi è praticamente la base della nostra scuola, lasciare più spazio possibile nel gioco libero, nel gioco guidato, e poi vengono strutturate attività, progetti ben definiti nel nostro piano dell'offerta formativa, tra cui oltre alla programmazione didattica si fanno dei laboratori abbastanza semplici, comunque laboratori divertenti anche per i bambini. C'è molta collaborazione da parte dei genitori, che hanno contribuito anche loro a questi laboratori. Qualcuno si è dedicato a fare magari laboratori di cucina, altri di anatomia, laboratori scientifici, e poi c'è anche la collaborazione con alcune scuole del territorio dove vengono effettuati progetti, anche di inglese, o con altre scuole. Ad esempio adesso ci sono dei tirocinanti che fanno dei laboratori anche a livello artistico. Che tipo di attività stanno svolgendo adesso questi bambini che vediamo alle nostre spalle? Allora, stamattina stanno facendo un po' di disegno libero e li ho lasciati liberi di creare e riprodurre quello che gli passa un po' per la testa questa mattina. Questa sezione è di 22 bambini in tutto. Li vediamo molto vivaci ma anche molto partecipi. È importante anche che rappresentino così le loro emozioni, i loro desideri attraverso il disegno. Sì, certo, è importante, ed è importante anche lasciare spazio alla loro fantasia e non imporre nulla. Quindi questa mattina è dedicata proprio alla libertà di fantasia. Quanti sono i bambini? Sono 22, in questa sezione sono 22 di età eterogenea, quindi sono bimbi di 3, 4, 5, 6 anni. Vediamo che c'è anche un aiutante. Sì, questa mattina c'è una ragazza che fa tirocinio della scuola superiore Caboto, ed è all'ultimo anno e ci sta aiutando in questo periodo. Questi ragazzi ci stanno aiutando in questo periodo a fare le attività, ci affiancano insomma. C'è un'attività invernale ma c'è anche un'attività estiva, perché l'asilo Rocca offre un servizio alle famiglie anche in estate. Che tipo di servizio? Sì, allora l'infanzia GB Rocca offre anche un centro estivo nei mesi di luglio e anche di agosto. Già 2 anni che offriamo anche il servizio nel mese di agosto per tutti i bambini che ne fanno richiesta. Ha un costo molto molto vantaggioso e normalmente aderiscono parecchie famiglie. Oltretutto siamo aperti anche però nel periodo delle vacanze natalizie, anche questo per i genitori che ne fanno richiesta, ha un costo sempre molto basso. È accessibile soltanto a residenti qua del comune di Cogorno oppure anche che provengono da altri comuni? No, noi siamo aperti a tutti i comuni nei dintorni, sono bambini iscritti nel comune di Lavagna, qualcuno anche da Chiavari,
e soprattutto anche dalla Fontana Buona, perché se la nostra scuola si trova in un territorio diciamo abbastanza strategico, siamo nel centro di San Salvatore, in una via privata molto tranquilla, quindi anche lontano dal traffico, e siamo circondati da tantissimo spazio all'aperto con un grandissimo parco sia dedicato ai bambini e di fianco un parco proprio attrezzato del comune, quindi una zona praticamente dedicata alle famiglie e ai bambini piccolini. Oltre alle attività in aula, quindi è possibile usufruire anche delle attività all'aperto? Certo, sì. E noi diciamo abbiamo tantissimo spazio all'esterno, quindi siamo stati avvantaggiati anche nel periodo del Covid, perché comunque avendo tanto spazio all'aperto abbiamo continuato a rimanere aperti e i bambini hanno giocato liberamente anche negli spazi esterni, quindi tutto con normativa di sicurezza. Avete anche una bella mensa? Sì, abbiamo una mensa interna e vengono preparati pasti quotidiani tutti i giorni dalla nostra cuoca. Abbiamo un menù regolamentato dall'ASL e abbiamo 2 menù annuali, uno primaverile e uno invernale, e molto buono, tutto molto buono, sì, i bambini sono contenti e anche le famiglie. Come si è trovata in questi anni che ha trascorso sua figlia all'asilo Rocca? Molto bene. È già la seconda che viene qua, c'è già stato il mio primo figlio e ci è piaciuto subito quando siamo venuti all'Open Day, proprio per questi spazi ampi, il bel giardino, ne avevamo sentito parlare e frequentando non possiamo che essere rimasti molto soddisfatti. Le maestre sono simpatiche, gentili, molto disponibili e il lavoro svolto si vede che ha dato buoni risultati, visto che mio figlio alle elementari le maestre sono molto contente e poi appunto è proprio molto accogliente, bello luminoso, c'è un parcheggio che comunque per prendere e poi portare i bambini è un valore aggiunto. Poi i servizi come orari, come anche per venire incontro alle esigenze delle famiglie, l'orario di copertura è buono? Sì, l'orario è ottimo perché offrono un servizio di pre-affido e post anche oltre all'orario e l'orario di uscita è buono e è anche un po' flessibile, quindi non è che bisogna essere proprio lì spaccando il minuto. E altri servizi, c'è la mensa che ovviamente essendo fatto tutto pronto non è come se arrivasse da lontano. I suoi figli cosa le dicono dell'asilo? Non mi ricordo. Assolutamente sì, sono molto contenti, hanno fatto tanti amichetti, sono affezionati alle maestre, anzi mio figlio vorrebbe tornare all'asilo. Voi abitate qua a San Salvatore? Sì, abitiamo qua a 1 chilometro di distanza, quindi ovviamente anche la vicinanza fa, però effettivamente nella zona è l'asilo più carino di quelli che ci sono. C'è un bello spazio all'aperto fuori. Assolutamente sì, lo spazio all'aperto è davvero notevole e soprattutto adesso fa freddo, però in estate è bello e piacevole e poi offre sì veramente tanti servizi per chi vuole, anche per venire qua a lasciarli d'estate è un bel posto, c'è tanto spazio per giocare, i bambini non sono chiusi e quindi sicuramente meritevole. Una mamma contenta e purtroppo poi l'asilo finisce presto, 3 anni passano anche veloci. Purtroppo questo è l'ultimo anno, quindi però lo consiglio a tutti quelli che hanno bimbi piccolini. La struttura dell'asilo parrocchiale GB Rocca fa capo ad una fondazione che però ha una sua cooperativa. Com'è l'organizzazione proprio di questi 2 enti? La fondazione che cosa fa e la cooperativa che cosa esercita? La fondazione è l'ente che ha un po' la responsabilità di gestire le strutture. Gestisce la struttura dell'asilo e non solo quella, ed è composta un po' da membri nominati dalla Curia e membri nominati dal Comune. E l'obiettivo della fondazione, l'obiettivo primario, in realtà non è tanto quello di gestire le strutture quanto quello di sostenere la possibilità che qui ci possa essere questo asilo. La cooperativa è poi invece l'ente che concretamente gestisce l'asilo. La cooperativa è formata dagli insegnanti, da alcuni soci volontari e da altre persone che lavorano
che lavorano qua dentro e gestiscono poi effettivamente l'asilo. Tu hai assunto da poco la guida della parrocchia di San Salvatore, quindi anche questo incarico, però così anche semplicemente in questo poco tempo è bello vedere una realtà così anche numerosa come il numero di partecipanti, soprattutto un bel sostegno alle famiglie questo asilo. Sì, questo asilo ha la particolarità proprio di voler dare più sostegno possibile alle famiglie, per cui anche come orari e come giorni di apertura va oltre quello che è il normale lavoro che fa un asilo, e essendo proprio una cooperativa è un qualcosa di diverso rispetto a quello che è un asilo statale, perché le persone hanno la possibilità di coinvolgersi direttamente con la cooperativa, di diventare soci volontari, di dare una mano magari nel curare alcuni aspetti e quindi anche nel coinvolgersi maggiormente in quello che è la vita dell'asilo. Siamo entrati nella sezione primavera, incontriamo la maestra Laura insieme alla piccola Azzurra. Ecco qui che bimbi vengono accolti in questa sezione. Sono i bambini, appunto, sezione primavera, che significa da 2 ai 3 anni, e sono i bimbi che poi piano piano andremo ad inserire nella fase successiva, tant'è vero che noi lavoriamo proprio sull'integrazione con la scuola dell'infanzia. Quanti bambini avete in questo momento? Sono 20, dove siamo più maestre, per cui abbiamo dei momenti in cui lavoriamo tutti insieme e dei momenti in cui ci dividiamo in sezioni, e le attività sono variegate, nel senso che noi comunque lo scopo è da una parte educativo ma dall'altra formativo. Quindi c'è la giornata per l'attività musicale, l'attività pittorica, quelle di lettura in maniera un po' recitata, un po' giocosa, c'è la giornata del gioco libero, quindi comunque tutto finalizzato, non è che dici vengo, non siamo babysitter, ecco. Certo, è comunque un percorso formativo adeguato alla loro età. Sicuramente, senz'altro, cioè tutto deve andare al passo in base alla loro età. Ci sono anche delle aiutanti un po' più adulte, vedo, sono tirocinanti. Ma in questi giorni sì, abbiamo la fortuna di avere queste ragazze che loro da una parte sperimentano e per noi sono un aiuto in più sicuramente, che non guasta, ecco. All'interno dell'asilo Rocca c'è anche una stanza della nanna, è un servizio aggiuntivo anche questo? Sì, è un servizio aggiuntivo. Abbiamo questa stanza dove i piccolini vengono a fare il riposino pomeridiano, dopo la pappa naturalmente, e riusciamo a coprire più o meno una trentina di lettini, dedicata più che altro alla sezione primavera, e anche magari a qualche bimbo dei 3 anni che il genitore fa richiesta se può riposarsi. Cerchiamo di accontentarli abbastanza tutti, anche se i posti comunque più di 30 non riusciamo a soddisfare, però è un numero che soddisfa abbastanza le esigenze, sì. E concludiamo questo nostro mini tour all'interno dell'asilo Rocca in questo bellissimo parco che è poi il cortile al quale si accede da tutte le aule. Ecco, qui si fa attività durante l'anno scolastico ma anche in estate con il centro estivo. Sì, allora questa è la nostra valvola di sfogo per i nostri bambini, è utilizzato tutto il periodo dell'anno, tra estate, primavera, autunno, inverno, perché praticamente è proprio uno sfogo. E oltre ad essere attrezzato di giochi si vengono svolte anche delle attività anche motorie, quindi è usato al 100%. D'estate viene utilizzato per il centro estivo, come dicevo prima, perché in una parte del giardino vengono messe 2 piscine e quindi i bambini possono fare il bagno tutti i giorni, giocare, giochi ad acqua, giochi liberi, giochi guidati, e questo è uno spazio veramente prezioso, sì. C'è un servizio supplementare, questo più per i genitori, che è il parcheggio al quale si può accedere. Sì, è un parcheggio che è proprio adiacente all'entrata della nostra scuola e logicamente i genitori sono avvantaggiati perché al mattino quando arrivano di corsa lasciano una macchina un attimino nel posteggio e accompagnano il bambino velocemente, toccata e fuga, e comunque è un servizio aggiuntivo, sì, è proprio attaccata alla scuola.
Per il centro estivo possono beneficiarne anche in questo caso i bambini di tutti i comuni, anche che magari non frequentino l'asilo durante l'inverno? Sì, il centro estivo è aperto a tutti. Di solito verso maggio noi sponsorizziamo il nostro centro estivo, quindi chi desidera può venire a iscriversi. Le iscrizioni invece all'asilo, diciamo all'asilo invernale, ecco, per così dire, invece il termine quali sono? Allora, intanto colgo occasione perché noi il 2 dicembre, quindi sabato prossimo, facciamo l'Open Day. E in questa occasione qua noi presentiamo il piano della nostra offerta formativa e siamo aperti a visitare gli spazi della nostra scuola, quindi chi desidera può venire a trovarci e già consegniamo i moduli di iscrizione. C'è tempo fino a fine febbraio e poi noi siamo una scuola paritaria, quindi noi le iscrizioni le prendiamo anche durante l'anno e niente, venite a trovarci, siamo qua, vi aspettiamo. È un anno dall'appartamento didattico, quali sono le attività che portano i ragazzi? Allora, sì, questo è un felice evento perché siamo a un anno dall'attivazione di questo appartamento. A novembre scorso siamo partiti ed è voluto in questo anno, sia come gruppi, perché da pochi gruppi, adesso abbiamo 6 gruppi durante la settimana, siamo anche più di 20 ragazzi che abitano questo appartamento. Si fanno tante attività e queste attività partono proprio dai loro bisogni, aspettative, sogni. Senz'altro una delle attività per la quale sono più motivati è il laboratorio di cucina. I ragazzi preparano delle liste dei piatti che desiderano preparare, cucinare, vanno a comprarlo nei negozi e poi preparano degli appetitosi piatti. Poi ci sono attività di laboratorio digitale, ci sono dei laboratori di attività espressive, pittoriche, hanno fatto anche lezioni di canto, di ballo e poi da qui partono anche per delle uscite, perché siamo in una zona centrale di Santa Margherita Ligure che è comoda per negozi, per prendere i mezzi pubblici. Quindi ci sono state anche delle gite, delle uscite e nel periodo estivo sono andati anche al mare, in piscina. E quindi sfruttiamo, ecco, questo bellissimo appartamento e zona in cui siamo. Quanto è importante questa esperienza anche riguardo all'avvicinamento alla giornata delle persone con disabilità? È molto molto importante perché proprio è il punto di partenza per una crescita personale, loro aumentano le loro autonomie personali, autonomie abitative, imparano a fare attività che normalmente magari ecco, non fanno e poi c'è proprio questa inclusione sociale, questa capacità di stare insieme che è proprio naturale ma viene favorita da questa occasione, quindi aumentano le loro relazioni, le loro amicizie e c'è proprio un beneficio perché tutta la giornata è resa proprio più motivante. Mi piace andare in palestra e a me la palestra mi tiene in forma, poi stare qua con loro. È una compagnia, mangiare, fare da mangiare e cucinare a me è sempre piaciuto e poi la compagnia a me è sempre bello. Cosa cucinate? Un po' di tutto, passiamo dai dolci, facciamo la pasta, facciamo un sacco di mangiare noi anche e io sto bene anche con la dottoressa Turi. Cosa ti piace dell'appartamento? Dell'appartamento mi piace tutto. Perché è un ambiente molto accogliente e si fanno un sacco di attività. Le tue attività preferite quali sono? Un po' tutte, perché è come se mi sento a casa, quindi mi diverto. Cucini anche tu? Cucini la pasta? Cucini anche altre cose? Sì, io tutte. E fate anche tante feste di compleanni, mi hanno detto. Sì. Festeggerete anche il Natale qui? Sì.
Questa esperienza dell'appartamento didattico, come la vedete e soprattutto cosa ne pensate poi ovviamente anche per i vostri figli? Ma io penso che sia un'opportunità per questi ragazzi non da poco, anche perché questi ragazzi speciali hanno molto da dare e condividere tra di loro in questi momenti di vicinanza tra di loro fa tanto. Noi genitori saperli qui per noi è sublime, devo dire, perché è la loro quotidianità, il loro confrontarsi tra di loro, ecco. Per noi è una gioia perché li vediamo gioire a loro, ecco, stare insieme. Quando viene a casa racconta di questa giornata del sabato con entusiasmo, ecco. E poi ringraziamo anche i collaboratori tutti, la Turi, la Laura, tutti, la Raffaella, Andrea, sono persone squisite, ecco, che stanno in mezzo a loro e penso che anche loro, per loro è una cosa speciale proprio. Come si vive questa esperienza da genitore? Insomma, diciamo un pochino così, che non è molto, molto felice, ma tutto sommato andiamo benissimo. Tutto sommato mi va bene, siamo arrivati solo io e lui, siamo noi due, perciò va bene, non mi posso lamentare. Nell'appartamento didattico si fanno un sacco di attività, racconta poi ovviamente qualcosa a casa. Sì, qualcosa mi racconta ma poca roba, non è un gran parlatore, diciamo, di modo che no. Però io so dagli altri, insomma, che si fanno un sacco di tante belle cose, che si passa insomma il tempo, vengono qua, cucinano, mangiano, vanno a ginnastica, insomma fanno diverse cose, a dire la verità, sì. Qual è la tua attività preferita? La palestra, cucinare? La palestra e cucinare. E cosa ti piace cucinare? La pasta col sugo. Qual è la tua altra attività preferita? Lavorare. Giochi a qualcosa? Qualche sport? Gioco a PlayStation, il calcio. E sei tifoso di? Del Genoa e basta.